Scotland is not Great Britain, Veneto is not Italy. A 48 ore dal referendum che potrebbe sancire la nascita di una Scozia indipendente dal Regno Unito, a Montecitorio scatta la protesta dei deputati veneti della Lega contro il governo. Matteo Renzi chiude il discorso e il microfono alla Camera e i parlamentari veneti del Carroccio, Bragantini, Prataviera, Marcolin e Busin sventolano all'improvviso il Leone di San Marco e cartelli con la scritta «Il futuro del Veneto nelle mani dei veneti». Bersaglio il governo che ad agosto ha impugnato le due leggi del Consiglio regionale che indicano i referendum per l'indipendenza del Veneto. Ha fatto un atto contrario alla democrazia e contrario a quanto fanno le democrazie più avanzate come quella inglese, che invece consente dopodomani agli scozzesi di potersi esprimere in modo democratico sul proprio futuro e sulla propria possibilità di autodeterminarsi come popolo. Per ribadire l'orgoglio di essere veneti, l'orgoglio di un popolo che vuole la sua autodeterminazione, l'orgoglio appunto di un popolo che vuole votare questo referendum, cosa che ci ha scippato senza nessun senso il governo Renzi perché non vuole farcelo fare. Forse teme che ci sia una nuova Scozia. Tifa invece per la Scozia Luca Zaia. Comunque andrà il referendum di giovedì 18, una cosa è certa: in Gran Bretagna si sarà scritta una grande pagina di democrazia che l'Italia borbonica invece non vuole scrivere. Il governo italiano, dice con durezza il presidente veneto, eviti di rendersi protagonista di una nuova strage di legalità. Quindi importante per la Scozia il 18, ma importante anche per la Catalogna, importante per il popolo veneto e per tutti quei popoli che rivendicano maggiore autonomia, maggiore indipendenza e in fondo maggiore libertà e maggiore democrazia.